Everybody move it. Senz'altro. E come promesso è qui con noi l'assessore Ciano Contine, che ricordiamo è leader ormai di un movimento politico famosissimo. Molto buio, famociaro, ragazzi. Ormai... Sì. Quasi votabile, direi io. Esatto, quasi votabile veramente. Mi auguro di no. Ma detto questo, assessore, so che ha poco tempo e quindi la ringrazio per essere qui con noi. Sì, perché ho un invito dopo a mangiare che, non so, speriamo bene, ragazzi. In che senso speriamo bene? Perché adesso quando uno ti invita a mangiare non è semplice. Cioè, mi spiego, una volta i pasti era colazione, pranzo, cena, merenda che facevi o a metà mattina con frutto, una merendina, o a metà pomeriggio col tè e i biscotti, no? Sì. A parte Renzo de Proloco che io indipendentemente da mattina a pomeriggio il menù è sempre pane soppressa. Certo. Salutiamo comunque questo Renzo de Proloco che prima o dopo conosceremo. Esatto. Poi aggiungo anche l'aperitivo, no? Poco prima di pranzo, verso cena. Ecco. Bravissimo Gaetano, e anche là il menù del Renzo de Proloco non cambia. È sempre pane soppressa. Con spritz. Adesso però se è un casino, qui ti invitano, se capisci più niente. Cioè negli ultimi mesi ho contato 15 modi diversi per invitarmi a mangiare. Ma tipo? Apericena, aperilunch, light lunch, happy hour, aperitivo rinforzato, coffee break, brinner, lunch box, dinner, buffet, light buffet, snack, degustazione, brunch. Sì. Comunque assessore, guardi, sono solo dei modi moderni per chiamare le cose. Appunto, sì, ma come fatto regolarte? Questo è vero. Cioè ieri mi hai inventato un evento, un brunch, di domenica, dalle 11 alle 13. Adesso l'11 sarebbe l'orario della merenda. Ma non penso che mi raga un pomo, una girella, morto. Che merende fa Che merende le 13 è ora che inizia il pranzo, invece mi manda a casa perché ha detto che finisse alle 13. Io non capivo. Se è qualsiasi o pranzo. E ora mi nel dubbio casa con mangiare abbondante, no? Vabbè. E dopo però sono arrivato che era di tutto dolce, salato, caffè, prosecco, smissiotto. E com'è andata? Male, guasala tutto, che avevo mangiato a casa per paura di stare qua fame, capisci? Ho capito, dai. È difficile organizzare. È difficile, allora voglio fare qui un cappello pubblico. Un appello. Se mi invitate a mangiare, voglio solo che mi dite a che ora che ho arrivare, quanto che si mangia e cosa che si mangia. Specificate per piacere. E qua l'assessore ha ragione. Ha ragione, qui mi tocca darle ragione. Consiglio a tutti, nel dubbio che vi arriva degli inviti strani, no? Vi do 3 consigli. Sì. 1. Se dentro l'invito che c'è una parola inglese che non te capisci, nel dubbio magna prima di partire da casa. B. Porta un zainetto con panino e una bottiglietta di acqua. C. Portate via Renzo de Proloco che sicuramente in macchina è capace soppresso. Io scelgo la C. Grazie all'assessore Ciano Contine. Ciao persone.